Stamattina siamo qui a manifestare e a fare un presidio con gli operai forestali del Parco Colli Euganei assieme agli altri nostri colleghi del Servizio Forestale che saranno in presidio in altre zone della Regione. Siamo qui a manifestare perché è ora che la Regione passi dalle rassicurazioni alle azioni. I lavoratori del Parco Colli Euganei da mesi stanno aspettando di sapere quale sarà il loro destino e il loro futuro occupazionale. Vivono uno stato di angoscia sia loro che le loro famiglie. Il blocco dei cantieri espone tutti i cittadini, gli sportivi che gravitano sulla zona e sui sentieri del parco, piuttosto che i turisti, a rischio derivanti da possibili frane, da quelle che sono la presenza di rovi e sterpaglie e tronchi che impediscono il passaggio e l'utilizzo dei sentieri, e anche la presenza spiacevole e ravvicinata sempre più dei cinghiali. Da mesi noi stiamo chiedendo alla Regione che intervenga per affrontare e risolvere questo nostro problema. Abbiamo chiesto più volte di avere degli incontri ufficiali con gli assessori competenti, ma ad oggi nulla è avvenuto. Non possiamo più tollerare questa condizione. È necessario che quanto prima il Consiglio regionale approvi il bilancio, e questo elemento è fondamentale per far attivare quelle che sono le assunzioni dei lavoratori forestali e quindi l'avvio immediato dei cantieri. Altrimenti ci troveremo in una condizione che tra 2 mesi, tra un mese e mezzo inizierà la stagione turistica e i sentieri sarà impossibile utilizzarli. E adesso questo è anche il periodo che i cinghiali sono in accoppiamento, quindi ci sarà un aumento vertiginoso del numero della presenza di questi animali selvatici che andranno a devastare le colture e i campi dei contadini. Noi chiediamo al governatore Luca Zaia di dimostrare che piuttosto che le beghe interne della sua maggioranza per la giunta vengano prima i veneti, come lui aveva dichiarato nella sua precedente campagna elettorale, e quindi chiediamo l'immediata approvazione del bilancio 2015, chiediamo che vengano fatte subito e messi a disposizione risorse necessarie per attivare le assunzioni e i lavori al Parco Colli, e così poi anche il documento ufficiale di immediata autorizzazione all'ente di effettuare appunto le assunzioni dei lavoratori stagionali.